stato Tombesi? C'è stato. Stanno tutti. Sempre gli stessi da tanti anni nella Serie A della Lega Calcio 8, nuovi, appena assemblati dall'altra parte, ma probabilmente già pronti. Bacci Immobiliare contro Zio Mauro Maccarese. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, quella in cui i padroni di casa in maglia nera ospitano l'albiceleste del presidente Zio Mauro. I 3 punti servono a tutte e due per proseguire negli obiettivi stagionali. Morizzi e Pezzo a centrocampo a completare con Buzzi e Grifi il saluto rituale di inizio gara. Noi andiamo a leggere le formazioni, iniziando dalla formazione ospite allenata da mister Paradiso, che chiama in causa il numero 7 Bibi, 14 Borraccesi, 3 Destro, 4 Graniero, 10 Magionami, 16 Micciche, 8 Ottaviani, 6 appunto il capitano Mirko Pezzo, 11 Pulcini, 5 Rossi. In porta c'è Vadalà, col numero 9 gioca Zorzi, risponde la Bacci Immobiliare di mister Dupachie col numero 2 Colucci, 3 D'Arpino. In porta c'è Del Proposto col 10 Morezzi, 14 Placido, 6 Gianluca Ponziani, col 18 suo fratello attaccante Marco Ponziani, con l'11 Alessio Tombesi, 13 secondo portiere Tordella, col 5 Paolo Trevisani. Zio Mauro Maccarese in maglia albiceleste, la nuova e tenuta dopo lo scioglimento della vecchia società, è pronto sul punto di battuta. Se l'ok degli arbitri, quindi la partita può iniziare. È la gara che insieme a Football Elite Roma Nord NS Calcio 8 in svolgimento proprio ora presso il Circolo Stella Azzurra chiuderà la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8, una quarta di ritorno che ci ha donato al lunedì tanti big match, il pari tra Pisana e Cottini, la vittoria nel derby storico del Checco dello Scapicollo per 4-2 sulla Roma Calcio 8, ma dobbiamo dirlo soprattutto su questo stesso terreno del Ciriaci, l'affermazione del Cotton Club per 2-0 sulla Golbet. Cotton che in testa alla graduatoria adesso guida con più 6 su Checco dello Scapicollo, più 7 su Cottini e Golbet Calcio 8. È una questione, quella della vetta, che non interessa Bacci Immobiliare e Zio Mauro e Maccarese, che sono invece invischiati in altre zone. Qui nel frattempo Bacci recupera una palla lasciata lì colpevolmente dal portiere che aveva mal rinviato, vale a dire Tiziano Vadalà, ma nulla di fatto, e fallo laterale dalla destra per quelli di Dupachie. La giocano in area di rigore, Vadalà stavolta non ha problemi a bloccare. Due squadre quindi che non strettamente naturalmente lottano per il titolo di regular season, ma la Bacci vuole riaffacciarsi nella zona playoff. Zio Mauro staccarsi dal lungo treno salvezza. Qui un fallo fischiato dall'arbitro è stato subito da Morezzi, quindi sarà a favore della Bacci Immobiliare. Aveva provato Zorzi con l'incursione, ma Morezzi e Ponziani l'hanno controllato bene. Sale Morezzi, osserva il piazzamento dei suoi, dà a Placido che è vicino a sé sulla linea orizzontale, quindi Ponziani. Si torna da Del Proposto, rinvio scodellato nel metacampo di Zio Mauro che rinvia bene di testa. Ancora pallone che non riesce a essere messo a terra, ci riesce ora Magionami. Zorzi servito, prova a chiudere un 1-2, non ci riesce, allora Tombesi. Marco Ponziani davanti. Ancora con problemi nel rinvio Vadalà, costringe un suo compagno a un errore, palla che probabilmente qui non era uscita, ma Buzzi era sicuramente meglio piazzato di noi, quindi è rimessa che sarà effettuata da D'Arpino. Morezzi, si ferma Morezzi e ragiona, palla sulla suola, può giocare anche da fermo con quel piede lì, l'appoggia a Tombesi che ha un altro piede, il mancino, certamente dotato di colpi e tecnici da urlo. Tombesi che è il giocatore nella Serie A della Lega Calcio 8 con 8 legni, più sfortunato nelle conclusioni verso la porta. Qui scontro molto duro, si è fatto male Tombesi, fischia Buzzi, il possesso sarà per la Bacci Immobiliare. Altro fallo di Zorzi che fa valere il proprio fisico ma con troppa malizia, secondo il direttore di gara qui sotto la nostra postazione.
Bibi restituirà il pallone, così come dettato anche dal proprio presidente, da mister Paradiso in panchina, direttamente a Del Proposto. Partita che è iniziata da circa 3 minuti, ancora 0-0 qui al Ciriaci tra Bacci Immobiliare e Zio Mauro Maccarese, quando una lunga fiondata viene intercettata. Poi Magionami, numero 2 della Bacci, Colucci, ha giocato per Tombesi che gliela restituisce sull'auto di competenza. Ancora Tombesi prova a scavare un pallone di facile lettura per i difensori di Zio Mauro, che poi rilanciano bene. Attenzione al mancino Del Proposto, deve abbassarsi in presa, era stato Alberto Destro a tentare il diagonale, debole nella circostanza. Placido, Marco Ponziani, gol straordinario il suo, quello contro il Football 8 Roma Nord, in girata in area di rigore da attaccante vero, pescato con il fratello del difensore Gianluca Ponziani, davvero un jolly du paquet. Qui vede i suoi scambiare con Morizzi sempre molto arretrato. Colucci, cross teso, fa buona guardia in difesa Marchetti, ancora fuori Tombesi, l'appoggio lungo dentro, va da là con un buon guizzo, aveva davanti dei giocatori che si erano aperti lasciando un varco, tra cui anche il capitano Pezzo. Magionami, forse toccato, ma si prosegue, ancora Magionami dal limite Del Proposto, stavolta a una mano mette in corner. Calcio d'angolo per l'albiceleste di Zio Mauro, che va a rientrare col destro, invece è una palla corta e poi giocata direttamente rasoterra. L'idea, almeno tanto male, era stata di Bibi, molto attivo in questo avvio. Federico Marchetti, top player nell'ultima gara contro il gruppo Progetim, è infortunato. Qui un altro angolo battuto sul primo palo, Roberto Colucci è attentissimo da uomo sul palo a mettere fuori di nuovo. Ancora Bibi, sempre rasoterra, stavolta Tombesi, soluzione che per 3 volte consecutive è stata adottata dai giocatori ospiti. Evidentemente la Bacci era andata a comprendere le intenzioni, ha respinto bene, anche se qui deve fronteggiare una rimessa ora effettuata. Magionami appoggia Zorzi, prova a girarsi in un fazzoletto, non è facile, poi palla scodellata, colpo di testa di Morizzi che mai si tira indietro. Placido assiste al rinvio di Darpino nella zona di Marco Ponziani. Pezzo con esperienza retrocede direttamente da Vadalà, difese che per ora si stanno facendo preferire agli attacchi, ma è dato anche dalla bassa temperatura che è calata qui sul Ciriaci in queste ultime ore, che naturalmente annebbia un po' vista e muscoli di giocatori che possono faticare ad entrare in gara nei primi minuti. L'abbiamo visto tante volte qui al Ciriaci, un freddo umido che soprattutto nelle prime battute di gioco va ad inficiare le giocate anche dei giocatori più tecnici. Ponziani, un lancio lungo letto da Vadalà che la chiama e la fa sua. Palla poi corta sulla sinistra, possesso palla difensivo sorretto da Pezzo. Cede qua a destra, buona apertura sotto la nostra postazione, buono anche il controllo di Bibi, pregevole nel tenere in campo il pallone. Poi Zorzi a lottare un po' contro tutti, vince il rimpallo con Morizzi, ancora Zorzi. La tocca con la mano Morizzi, calcio di punizione per Zio Mauro. Tre battitori per Zio Mauro Maccarese, ne vuole 4 in barriera Del Proposto. Vediamo chi andrà tra Zorzi, Bibi o Pezzo. Pezzo si allontana, il 9 o il 7. Parte Bibi, la sua botta col destro a 2 mani Del Proposto, che era ben piazzato nella circostanza. Il calcio d'angolo è battuto corto e velocemente da Zio Mauro, che ancora con Bibi procede al cross. Altra deviazione, altro calcio d'angolo per una squadra che è stabilmente nella metà campo avversaria in questo avvio. Si difende con ordine la Bacci Immobiliare, che probabilmente attende il momento giusto per ripartire. Bibi batte ad uscire sul petto di Tombesi, che se la trova lì. Poi Placido ha giocato una lungolinea dove Vadalà può però raccogliere senza problemi. Ponziani in pressing ma solitario.
Pezzo. Appoggio corto di Pezzo, poi Bibi prova ad inventare, ma nessuno comprende il movimento in profondità. Si ringraziano comunque tra di loro i giocatori di Zio Mauro che provano i movimenti, vanno con i tagli, non si preoccupano dell'errore del compagno. Regna serenità, così come ricordato dal presidente del comunicato ufficiale della società all'interno dello spogliatoio della squadra di Fregene, che qui sale. Zorzi appoggia a sinistra, una buona palla in verticale per Bibi, serve l'ottimo intervento in copertura di Colucci, forse si chiude in un imbuto, deve dare a Del Proposto che infatti d'esterno gioca contro la rete del campo. Ora il numero 16 Micci che ha dato a Magionami, da lì può anche tirare Magionami, ma la lascia a Bibi. Tocco che mette per un attimo in movimento Morizzi che parte dopo aver ceduto palla a Ponziani. Intelligente il passaggio per Placido, dentro per Tombesi, la grande uscita di Vadalà, si salva in qualche modo Zio Mauro qui. Dai, Zio! Grande risposta di Vadalà che è stato fermo con i nervi per rimanere in piedi fino all'ultimo. Qui fallo laterale che rimbalza addirittura 2 volte, Tombesi, ma può rigiocare da Tarpino. Arremba sulla sinistra, la lascia lì a Placido. Morezzi. Prova in verticale Morezzi, ma da là, palla ancora in area di rigore, doppio rimpallo e riescono ad evitare il corner i ragazzi in maglia bianca-azzurra che ripartono. Andando da Magionami, ritarda un po' il cambio di gioco, subisce fallo, Grifi lo vede. E attende però che si rialzi Colucci alle spalle del numero 10 che deve ritardare la battuta della punizione. Pezzo. Miccichè. Sale Miccichè, alza la testa, serve bene il movimento da parte del numero 8 Ottaviani che corre da Bibi. Ottaviani poi più che altro colpito dal pallone, quindi Placido. Il dribbling a rientrare di Placido che si allarga, altro doppio passo, ma Bibi è ancora molto attento e va col destro. Il più attivo giocatore per ora in campo di Zio Mauro Maccarese è il numero 7 Bibi. Qui il tiro ad incrociare forse ha abbassato troppo la testa, c'era stato l'interessante movimento di Zorzi che non è stato però premiato qui Del Proposto, messo un po' in difficoltà dal retropassaggio, deve rinviare, lo fa corto dove Marco Ponziani si abbassa, la sponda non è buona, quindi ecco di nuovo Zio Mauro con Zorzi. Il filtrante che con fortuna passa con una deviazione al lato corto dell'area di rigore, il passaggio dietro al rimorchio era una grande idea, nessuno ad accompagnare, quindi contropiede per Bacci Immobiliare con Colucci che spinge velocissimo a destra, prova addirittura Vadalà, sembrava lasciarla lì, invece in 2 tempi blocca una palla che comunque non era facile, gli era rimbalzata davanti. Zorzi tocca Placido, si ferma zoppicando perché toccato il ritardo da Zorzi che va immediatamente a chiedergli scusa, accetta le scuse, è uno dei giocatori più onesti e sportivi che abbiamo visto calcare i campi di Serie A della Lega Calciotto da 3 anni e mezzo a questa parte, e vale a dire Daniele Placido, davvero incapace di proporre discussioni in campo di qualsiasi sorta. Tombesi perde palla con un dribbling di troppo, quindi Bibi vuole giocare una palla dove Ponziani è però attento a fingere il movimento e andare a coprire ancora Ponziani. Viene toccato, non valutano come falloso l'intervento su di lui. Zorzi appoggia a Magionami, Tombesi prova addirittura una banfella da lontanissimo, sì, dispera Tombesi, soluzione frettolosa e anche un po' avventata da quella distanza. Tra l'altro Vadalà era tra i pali, è entrato ora Lorenzo Borraccesi, si mette da secondo centrale per Zio Mauro. Le mosse di Paradiso e con le sue rotazioni ha messo prima in difficoltà il checco dello Scapicollo, poi ha vissuto una serata difficile alla Stella Azzurra contro la Roma Calcio 8, ma nell'ultima gara ha vinto per 4-2 contro il gruppo Proge Team Immobiliare. Cambio di gioco di Tarpino, dove deve arretrare Morezzi che con una gran giocata riesce a tenere il possesso. Tombesi scambia corto con Morezzi nel cerchio di centrocampo, vuole inventare, allora va da Daniele Placido, Fido Scudiero che gioca largo, va a guadagnarsi una rimessa laterale.
scollinata già da un po' la metà della prima frazione, ancora 0-0 senza grandissime occasioni qui al Ciriaci. Stop di Placido che la tiene lì. Se le conosciamo, sono partite che possono sbloccarsi da un momento all'altro, regalando poi reti in successione, soprattutto quando inevitabilmente le squadre si allungheranno. Sono molto attenti in difesa sia zio Mauro Maccarese che Bacci Immobiliare, questo è il motivo dello 0-0 che per ora permane qui al Ciriaci. Morezzi se ne va in mezzo a un po' d'avversari, la porta con la consueta eleganza, poi inventa al limite Tombesi, ancora ben contrato da parte del numero 6, il capitano di zio Mauro Mirko Pezzo, che conosce sicuramente Tombesi anche data la gara d'andata. Uno dei due reduci batte il fallo laterale qui la Bacci. Da fuori può addirittura caricare D'Arpino che perde il tempo per l'intervento. Anche Pezzo sbaglia. Allora dal limite Placido e il capitano rimedia al suo errore. Incitamento del proposto dalla porta per la sua squadra, quello di Mauro Marchetti dalla panchina per la sua. Protagonisti che devono un po' svegliarsi, ci prova Morezzi lunghissimo sul secondo palo, dove non ne vuole sapere di correre rischi. Burraccesi appena entrato, sapientemente palla giocata direttamente in corner dall'altro lato dove potrà andare Tombesi. Batte Tombesi, lungo e arcuato il colpo di testa, era tutto solo Gianluca Ponziani. Badalà ha corso un rischio non uscendo all'altezza del suo secondo palo, forse ingannato dalla traiettoria davvero molto arcuata. Qui altra gran giocata di Bibi, Zorzi, ma che tunnel ha fatto Bibi a Colucci. Rapidissimo con le gambe il numero 7, forse difetta un po' in qualche individualismo di troppo. Qui Borraccesi è tratto in inganno dal compagno. Placido, Tombesi di prima, le idee chiare, va da Marco Ponziani che non aggancia. Sfera direttamente in fallo laterale. E ora battuto lungo da zio Mauro Maccarese, dove Morezzi può però raccogliere. Con due uomini addosso protegge il pallone, lo gioca qui sulla sinistra, dove accorre in aiuto D'Arpino, di nuovo da Morezzi. Il capitano gira da Colucci, tutta la squadra si appoggia centralmente a lui, che poi decide ogni volta da quale lato giocare il pallone, sempre con estrema accuratezza e precisione, dà anche tanta tranquillità ai compagni che lo circondano da anni. Si fa incontro proprio lui. Si gira e guadagna un calcio d'angolo da una situazione dove era attorniato da due uomini. Lo batte egli stesso stavolta, andrà ad uscire. Offre la soluzione corta a Colucci. Morezzi vuole andare dentro, lo fa col cross intercettato, l'intervento di D'Arpino che lotta con Zorzi, si prosegue, Placido col sinistro e palla che attraversa tutta l'area di rigore per finire fuori dall'altra parte. Non tante azioni, ma comunque discretamente pericolose, almeno quelle che ha proposto la Bacci Immobiliare sugli sviluppi di un corner ora e direttamente da calcio d'angolo prima. Ponziani ed ora Placido, non molto lontani dal bersaglio grosso che va da là, sta comunque difendendo con sicurezza. Il fallo di Marco Ponziani che usa troppo le braccia qui. Magionami, Pezzo. Palla rischiosa in verticale, il vero stava per favorire Zorzi, ma D'Arpino, Ponziani, Tombesi, ancora D'Arpino. Il suo sinistro incontra l'opposizione di Mirko Pezzo, allora ancora zio Mauro, Bibi. Intelligente con la palla giocata di prima, Magionami forse con un tocco di troppo, non Morezzi che la tiene, danza sul pallone, la retrocede, male però dove può correre zio Mauro. Ponziani protegge però la rimessa dal fondo di Del Proposto. Partita che va sbloccata questa anche con un episodio, anche con un calcio da fermo. Molto corretta la gara, difficile che possano venire calci di punizione dal limite in una circostanza del genere, dove le squadre tante volte stanno per evitare, per evitare di far fallo tirando indietro la gamba. Qui corre lungo la sinistra Marco Ponziani, ma il suo cross è più un invito a nozze per Vadalà che deve solo bloccare con due mani.
Cambio di gioco a cercare Bibi, se ne è accorto Darpino che dà Placido nel cerchio di centrocampo, quindi a destra Colucci. Il lancio di Colucci, lo stop al limite di Morezzi che ha alzato un po' il suo baricentro per aumentare la pericolosità delle azioni della Bacci, che però qui deve subire un contropiede fino a un certo punto perché il cambio di gioco di Bibi è per una volta sbagliato. Morezzi, la tocca, se la allunga troppo, serve un intervento deciso, puntuale e corretto da parte del numero 11 Dario Pulcini, che riesce nell'impresa anche di far carambolare il pallone sulla gamba di Morezzi, quindi rimessa laterale. 5 minuti circa al termine della prima frazione, sempre 0-0 tra Bacci Immobiliare e Zio Mauro Maccarese nella quarta di ritorno di Serie A della Lega Calcio 8, quando Bibi cade a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Morezzi sente comunque il grido dell'avversario, va pure palla in fallo laterale. Ristabilitosi Bibi, spiegatosi anche con l'avversario che spiegava le sue ragioni appunto ad essere entrato sul pallone, la sportività di Morezzi che l'ha messa fuori è pari a quella di Zio Mauro Maccarese che restituisce subito il pallone alla Bacci, che può quindi reimpostare la sua azione da dietro con Darpino. Il lunghissimo lancio dentro, l'aggancio, niente male di Morezzi. Vada là da Magionami, salta bene l'uomo Magionami, occhio alla palla allargata a sinistra dentro l'area, il tiro respinto, ancora l'occasione per Zio Mauro e lunga la palla per Bibi. Mister Paradiso comunque sorride soddisfatto delle trame di gioco che Zio Mauro riesce ad ordire, seppur la recente tra virgolette rifondazione di tutta la squadra, l'assemblamento di forze che sta comunque funzionando anche sul terreno della settima forza del campionato, qui Ponziani. Mirko Pezzo, lui è rimasto dalla vecchia gestione anche come testimonianza con la fascia di capitano. Morezzi, Darpino, Tombesi crossa ad uscire dall'altra parte Colucci, ma vada là e attento, nessuno può intervenire. Allora il portiere rimette su Magionami, rischia ma salta netto Tombesi. Attenzione allo spazio che ora ha Zio Mauro per attaccare, sceglie la soluzione a destra che è Bibi, carica il destro Bibi, largo all'altezza del primo palo. Contento Zio Mauro, un po' meno Paradiso che voleva uno svolgimento più logico dell'azione. In qualche passaggio corto c'era stata una proposizione in area di rigore dell'attivissimo Zorzi. Darpino ricomincia da Gianluca Ponziani, quindi Colucci, Morezzi, Tombesi, il suo sinistro è deviato da Magionami che retrocedeva bene verso la propria porta. Tanti corner all'inizio per Zio Mauro, ora sono tanti anche per la Bacci Immobiliare, è sempre 0-0 qui al Ciriaci, quando la temperatura sembra essersi stabilizzata. Quanto gli entra, Occhio l'ultimo, Dario! Corner a rientrare, direttamente in porta di Morezzi, ci mette le mani l'attentissimo Vadalà. Le soluzioni estemporanee proprie dei giocatori molto tecnici, così come Mauro Morezzi, allo stesso modo Tombesi che batte ancora un ottimo calcio d'angolo e al secondo tentativo in fotocopia Gianluca Ponziani stavolta prende la porta, è 1-0 per la Bacci Immobiliare. I due calci d'angolo battuti allo stesso modo da Tombesi, con lo stesso impatto del pallone all'altezza del secondo palo da parte di Ponziani, che prima aveva strozzato troppo la conclusione e qui ha potuto appoggiare ancora una volta in totale solitudine. Preparazione sui calci da fermo che naturalmente non può essere ancora al 100% per uno Zio Mauro Maccarese che comunque a livello di gioco di presenza in campo è riuscito ad equivalere alla proposta di gioco della Bacci Immobiliare, che ora è però in vantaggio quando manca poco la chiusura della prima frazione. Ponziani,
Tombesi la rigioca dall'autore del gol dell'1-0. Colucci. Morezzi rigioca dalle parti di Ponziani, che è sicuro nell'andare ancora da Colucci. Sembra più un rinvio, infatti Placido non può arrivare. Andrà dalla rimessa dal fondo, tra l'altro in un colloquio poco prima della gara. Dicevamo proprio a Gianluca Ponziani che è un giocatore che di solito segna molto poco, evidentemente gli abbiamo portato bene. Morezzi. Raso terra, dove un buon intervento difensivo di Magionami libera, altro cross teso in area di rigore. Sarà fallo laterale per Zio Mauro Maccarese. Va bene, dai, Dario. Darpino è scavalcato, non Zorzi che la gioca su Magionami. Vuole cambiare dall'altra parte, intervento. Stavolta sì, falloso su Ottaviani. Uno dentro. Sono in troppi dietro, è uno dentro. Zorzi e Pezzo, ma calcerà verosimilmente il numero 9 Zorzi. Anche se dalla rincorsa Pezzo ci sta facendo un pensierino. Parte Zorzi. Botta a giro che non scende. Rimessa dal fondo per Del Proposto. Il minuto di recupero segnato da Buzzi qui sotto la nostra postazione quando stoppa palla Ponziani che prova a travestirsi da assist man, dove Bibi fa buona guardia e gioca sul volto di Darpino. E collega del signor Buzzi e Grifi sente la segnalazione in campo che indicava il volto addirittura da parte di Buzzi. Certo non gliele manda a dire. Mancheranno una ventina di secondi ora al termine quando Zio Mauro imbastisce un'azione fermata però da Morezzi, che ha spazio poi per risalire palla al piede. Non lo pressano, sale ora Bibi, ma Morezzi riesce ad andare con un lungo diagonale da Placido, punta l'uomo, rientra Placido e va da là, si salva con i piedi. E dopo un ottimo inizio Zio Mauro, forse abbassando troppo il baricentro, è andato a schiacciarsi di fronte a Badalà, anche se è stato punito da calcio d'angolo. Ora ha battuto un altro corner sul secondo palo. Ancora lui, ancora Gianluca Ponziani sul duplice fischio del direttore di gara. Gol in fotocopia rispetto a quello dell'1-0 e sono 2 per la Bacci. Quasi tutto pronto per la ripresa delle ostilità. È la quarta giornata di ritorno di Serie A della Lega Calciotto, 19esima in totale. La Bacci Immobiliare con 2 gol sul calcio d'angolo di Gianluca Ponziani, uno che segna raramente, ma quando lo fa sempre in maniera molto pesante. Era stato top player all'andata senza segnare, migliore in campo in quel del Garbaglia quando la Bacci Immobiliare vinse contro Zio Mauro Maccarese. Placido è partito troppo presto. Neanche sorrisi e distensione in campo che qui al Ciriaci fa davvero piacere vedere da parte tra l'altro di protagonisti da sempre della correttezza e del buono stile di comportamento in campo. Hanno fatto un proprio cavallo di battaglia. Qui Placido ne ha 2 intorno. Placido la tiene, gioca col tacco dove si infila un compagno, va da là. È molto bravo a controllare perché si era inserito benissimo Colucci dall'altro lato. La palla sarebbe sicuramente arrivata al terzino. Allora se la cava anche con i piedi stavolta sul petto di Zorzi. Controllato da Ponziani che gliela tocca Magionami.
la lunga sovrapposizione a destra, il tiro cross dentro, non lontanissimo dal palo. Tra l'altro l'intervento di Del Proposto, quindi calcio d'angolo per Ezio Mauro Maccarese, che così aveva iniziato anche la prima frazione. Ne batte un altro adesso, dove sul secondo palo la palla rimessa dentro, mischia in aria, ancora il tiro. E Tombesi che può partire in contropiede, ma si ferma e mette palla fuori, perché Colucci è a terra. Dai, dai! Lancio da campione interregionale di bocce di Mauro Marchetti dalla panchina del ghiaccio spray utile all'avversario Colucci. Era il nome di qualche giornata. Intanto gli arriviamo. Sì, Asso, grazie, questo qui era scontato. Vediamo? Grazie, bravo. Fallo laterale che Ezio Mauro restituisce di nuovo a Bacci Immobiliare. Si è ristabilito, anche se si è seduto in panchina perché è molto zoppicante Colucci. È entrato nel frattempo Trevisani qui sul settore destro. Lungo lancio, Ponziani si fa ancora largo con troppe braccia. Grifi lo vede, fischia calcio di punizione per Ezio Mauro, Capitan Pezzo. Da destra di nuovo Pezzo. Ci sarebbe destro qui a sinistra, ma c'è ancora il dialogo col compagno sulla destra. Non la perde Graniero che guadagna fallo laterale, lo batte egli stesso andando lungo da Ottaviani, palla intercettata, poi Magionami. L'1-2 che si chiude, Magionami, altra deviazione, altro calcio d'angolo per Ezio Mauro Maccarese che alza la pressione all'inizio di questo secondo tempo, quasi al quinto minuto, anche se siamo stati fermi per un po'. Quindi corner. Battuto rasoterra fuori, il destro, la deviazione sulla linea, ancora la palla buona, altro dribbling, poi in area di rigore, ci prova in ogni modo Ezio Mauro, chiamano un fallo di mano, Ottaviani la può rigiocare al lato corto, prova a passare col tacco, in questo caso Zorzi, non ci riesce, Tombesi, toccato con esperienza, si prende fallo sull'intervento da parte del numero 14, vale a dire Borraccesi. Fisicamente davvero molto preparato, ma qui eluso dalla finta di Tombesi che va al lancio lunghissimo in aria. Va da là, predica calma, la fa sua e fa ricominciare Ezio Mauro dalla destra. Magionami gode di discreta libertà stavolta dalla tre quarti per saltare netto Tombesi e portare ancora palla a Magionami. Si è mosso a destra Zorzi, c'è Ottaviani in area di rigore, prova ad arrivare ora sul pallone, nulla da fare, Marco Ponziani. Intelligente, preciso nell'andare da Mauro Morezzi che addormenta lì il pallone. Ottaviani col pressing chiamato da Paradiso, anche Zorzi a far salire la pressione dei ragazzi in albiceleste che alla fine recuperano proprio con Magionami in mezzo al campo. Buona cerniera di Ezio Mauro, ma passaggio errato dalla Bacci. Ottaviani, Zorzi, Magionami fa passare, ottima azione poi dentro, tutta di prima, ma e attento ancora una volta Ponziani, suo fratello, scava una gran palla per Placido. Rientra Placido, occhio alle sue finte, c'è la sovrapposizione lunghissima. Buono l'intervento in scivolata di Pezzo che rimane a far guardia serrata, non riesce a passare nell'occasione Ponziani. Ancora errato. Il tentativo di contropiede dei ragazzi in maglia bianca-azzurra. 8. Fallo laterale ora effettuato. Colpo di testa di Pezzo. Buona la sua marcatura per ora su Marco Ponziani, un giocatore che
da molte giornate sta andando a migliorare sempre le proprie prestazioni. Vada là, se la ritrova lì dopo una spizzata sbagliata a centro area da parte di un avversario. Verticale zio Mauro, Zorzi, Darpino, quindi Tombesi, Marco Ponziani. Protegge da punta vera, poi fa passare per Tombesi e sulla linea. Il grande recupero del numero 3 destro. Devi far passare, lunga tua, destro. Calcio d'angolo per la Bacci Immobiliare che su 2 corner ha trovato le 2 reti dell'1 e del 2-0. Qui Tombesi ancora direttamente in porta dove vada là, però dimostra di non poter essere beffato, almeno non in quel modo. Ora lo scambio lungo che riesce a coinvolgere il centrocampo di zio Mauro, ma Magionami deve desistere perché l'altro 10 Morezzi protegge la rimessa laterale per la Bacci Immobiliare. Quasi 8 minuti sul cronometro della ripresa, sempre 2-0 per i padroni di casa allenati da Matteo Dupacchè, che stanno risolvendo la gara. Per ora un enigma difficile quello presentato qui da Mister Paradiso, con 2 calci d'angolo, scusate. Tutti e 2 che hanno trovato la realizzazione in terzo tempo di Ponziani. Ottaviani non riesce a passare, Zorzi contrastato, rimane a terra Ottaviani, proseguono i compagni sulla destra che non se ne accorgono. Tombesi, Buzzi poi sapientemente ferma il gioco quando la palla era già uscita, tra l'altro. Era stato colpito al volto, tra l'altro Ottaviani, quindi ancora buona la chiamata dei 2 direttori di gara che stanno conducendo una partita, una delle più corrette che abbiamo visto quest'anno sotto tutti i punti di vista, anche se il tono agonistico naturalmente non sta mancando, data la posta in palio ghiotta per tutte e 2 le formazioni. Bacci Immobiliare che rimanesse con fino al triplice fischio col parziale che ora sta maturando, riavvicinerebbe quella zona playoff, approfittando tra l'altro dello stop della Pisana Calcio 8 e contemporaneamente anche della Roma che, come dicevamo, ha perso in casa col Checco dello Scapicollo questa giornata per 4-2. 2-2 invece il finale su questo stesso terreno lunedì tra Pisana Calcio 8 e Cottini Staibano Komme. Sarà la quarta o quinta volta che zio Mauro Maccarese restituisce il pallone a Bacci Immobiliare. Il possesso era dei giocatori neri al momento dell'infortunio di Ottaviani, che è uscito e ha fatto posto al numero 16 Micciche, che ben si era espresso nel primo tempo nei minuti concessi da Paradiso. Ora palla lunga dentro l'area di rigore, ancora vada là in uscita su Ponziani, un portiere davvero ottimo quando c'è da chiudere lo specchio in quel modo. Ora può avanzare zio Mauro col numero 14 al limite dell'area, ma va ad incaponirsi in un'azione individuale, quindi Morezzi. Era Borraccesi che anziché cercare un filtrante ha voluto andare da solo fino in fondo, costretto qui a recuperare su Placido. Dribbling secco di Placido che ha fatto sussultare qualcuno anche qui sotto la nostra postazione. Giocate d'alta scuola quelle di Placido, dotato di un dribbling tecnico rapidissimo, sempre eseguito in uno spazio molto stretto di campo. Colpo di testa a uscire e poi la trasforma Tombesi direttamente per Pierluigi. Micciche, Magionami in difficoltà, Ponziani, ma vada là con i piedi, davvero valevole ancora. Impostazione di parata più da portiere del futsal per quanto riguarda Vadalà, ma davvero ottimi risultati per ora a difesa della propria porta. Tombesi ancora ad uscire, Vadalà a metterci una mano. Ha capito ormai l'antifona, questi lunghi palloni sul secondo palo dove non intervengono i suoi difensori. Va lui in prima battuta ad allungare le traiettorie, come in questo caso col guantone destro. La rimessa laterale nel frattempo sullo sviluppo dell'azione è sempre per zio Mauro. Pezzo controlla il piazzamento, vorrebbe lanciare, ma invece da Magionami. Difficile l'assistenza di Bibi perché è marcato da Morezzi, quindi Placido. Inseguito Placido, è sempre molto veloce
Pezzo, un grande intervento su Marco Ponziani che poi forse fa fallo, non secondo i direttori di gara. Si prosegue, allora Placido al lato corto, altro tacco a lasciar passare dietro. Vadalà è sempre molto attento. Bibi. La scava per Miccichè, l'intervento imperioso di Trevisani. E poi ha tentato quasi di tirare con lo stop Marco Ponziani. Come ti capita? E dai, destro! Tiro cross nel frattempo di Destro che viene incitato dalla panchina a provarci. Una squadra, quella di Mauro Maccarese, che imposta bene fino a un certo punto, non trovando sbocchi davanti. Potrebbe anche tentare la carta dei tiri dalla media distanza, comunque con ottimi tiratori, quale anche Bibi, che qui si destreggia in mezzo a due uomini. Veronica e poi torna indietro. Bibi, ancora lui. Bibi vuole rientrare, converge, voleva andare alla conclusione, ma fa tutto troppo da solo e poi fa anche fallo su Placido. Time out chiamato da Bacci Immobiliare, ne approfittiamo per una piccola pausa. Gianluca Ponziani il match winner con una doppietta, anche se trattiamo di un difensore centrale, quello di Dupacchia, che per ora decide una gara che giunti al quarto d'ora del secondo tempo vede avanti, quarto d'ora quasi del secondo tempo, avanti la Bacci Immobiliare per 2-0 in casa contro Zio Mauro Maccarese, quando Morizzi inventa un gran corridoio per Trevisani che palleggia all'altezza della linea di fondo. È bravo nell'occasione Miccichè che addirittura non fa uscire il pallone. Trevisani di nuovo in fallo laterale. Ora è effettuato. Palleggiano quelli di Zio Mauro che subiscono un fallo in gioco pericoloso. Chiede scusa Trevisani che velocemente torna in posizione. Allora Capitan Mirko Pezzo, ma Zio Mauro Maccarese che deve iniziare a velocizzare le operazioni. E vuole tentare un recupero qui al Ciriaci. Tombesi. Tombesi! Vada là, in due tempi. Non ascoltano il fatto che avesse chiamato il blocco del pallone. Allora Morezzi. Darpino, Ponziani. Col petto Colucci per Darpino che è molto simile fisicamente a lui. È scoperta la Bacci. C'è un fallo a centrocampo. Probabilmente anche tattico nella circostanza, ma non passibile ad ammonizione secondo Grifi, anche perché la partita è stata così corretta sinora che nessun giocatore ha meritato, infatti nessun provvedimento disciplinare di alcuna sorta. Dieci minuti circa al termine, ma ci sono state un paio di interruzioni per degli infortuni occorsi prima a Ottaviani, scusate, prima a Darpino poi ad Ottaviani. Darpino nel frattempo è rientrato. Calcio di punizione battuto dentro, nessuno riesce a svettare, ancora con la spalla da dietro, un giocatore di Zio Mauro, poi Placido. Spalla contro la schiena di Placido, calcio di punizione per la Bacci Immobiliare. E si fa sentire Marchetti da sotto la nostra postazione. Morizzi ha battuto veloce dentro! Colpo di testa di Tombesi, assist di Morizzi, è 3-0 per la Bacci Immobiliare. E punteggio probabilmente troppo severo, anche perché maturato da 3 calci da fermo, 2 calci d'angolo dove ha colpito di testa Ponziani, un calcio di punizione dove ha colpito di testa Tombesi, battuto da Morezzi di testa. La vittoria per ora della Bacci che prosegue correndo a sinistra con Placido, il palo di Placido, poi da fuori Morezzi. Palla che Zio Mauro tocca, ma guadagna comunque la rimessa laterale. Già effettuata, vuole accelerare le operazioni il numero 5, vale dire Emanuele Rossi. Si torna però dietro da Pezzo. Azione che non riesce ad avere uno svolgimento però fluido in questa ripresa rispetto a una prima frazione invece giocata su altri ritmi dalla formazione ospite, che evidentemente comunque ha ancora bisogno, soprattutto quando va a cospetto delle prime della classe,
di un po' di quadrature, di continuità all'interno della stessa gara. Tombesi, ancora Tombesi, il diagonale molto intelligente dall'altra parte, arriva il sinistro, vada là a respingere, lotta con Leone Borraccesi, riesce alla fine a rinviare, ma è solo rimessa laterale per Bacci Immobiliare, ancora stabilmente in zona offensiva. 8 al termine. Placido, cross rimpallato, si prosegue, altro cross, palla in area di rigore che tocca la traversa, è l'ennesimo legno della stagione di Tombesi. Era colpiti una decina, abbiamo perso il conto, questo forse in maniera anche un po' casuale. Morezzi vuole recuperare su Bibi, lo fa e poi subisce forse, anzi sicuramente anche fallo. No. Passa a posto d'Alberto. Trevisani, Morezzi, praticamente da centrale difensivo, a sventagliare ancora la grandissima a sinistra, dove la perde D'Arpino. Allora occhio a Zio Mauro, il tiro dalla distanza che impegna Del Proposto. Calcio d'angolo per Zio Mauro, battuto corto, l'appoggio dietro, il cross dentro, sempre attenta però la Bacci Immobiliare, soprattutto sullo sviluppo di questi calci d'angolo che dopo essere stati battuti tante volte sul primo palo nel primo tempo, ora vengono effettuati corti dagli ospiti che attaccano ancora con Zorzi. Vuole crossare, fallo laterale. Tiro cross da fuori, ma praticamente a liberare poi un uomo in area di rigore. Ponziani è l'ultimo a toccare. Calcio d'angolo e comunque orgogliosamente, almeno per trovare la quadratura in vista delle prossime gare, attacca a testa bassa Zio Mauro. Poi strano schema qui su questo corner. Del Proposto può raccogliere e far ricominciare Gianluca Ponziani. Ottimo lancio dall'altra parte dove si impegnano per tenerla dentro e a porta vuota arriva il gol di Colucci, ha segnato il numero 2, 4-0 per la Bacci. Punteggio estremamente severo per una squadra che aveva affrontato molto bene il primo tempo, lasciando alla fine solo sui corner il punteggio di svantaggio, che qui nella ripresa è andata mano a mano incartandosi. Ne ha approfittato la Bacci Immobiliare, più cinica rispetto a quasi tutte le occasioni in cui abbiamo potuto apprezzarla nel 2016, dove manca ancora la vittoria. Zorzi, prova Zorzi, incontra Ponziani, poi Morezzi a far proseguire. Tombesi ci prova e Zorzi la tiene. Ci prova un po' dappertutto Tombesi, vuole riscattare i 1000 legni colpiti quest'anno. Zorzi, prova Zorzi, ha segnato un gran gol ma il gioco era fermo, quasi a scusarsi Buzzi. Si complimenta giustamente anche Colucci. Siamo sicuri che nemmeno il movimento del Proposto sarebbe potuto arrivare su questo bolide di Zorzi. Vuole comunque continuarsela a giocare fino all'ultimo Zio Mauro, che qui con Magionami controlla da lontanissimo Magionami, molto sbilenca la conclusione in questo caso. Andrà Del Proposto quando i minuti al termine sono 3,5 circa, almeno quelli che ci dividono dalla segnalazione del recupero, con la palla che è giocata lunga su Placido, addormentata lì, poi l'assist dentro di Morezzi che addirittura voleva la doppietta del compagno Colucci. Magionami, Colucci pressa, Mazzorzi poi in verticale per Bibi, palla troppo potente, quella giocata di ritorno da Graniero. Scorrono i minuti e si avvicina, è ormai comunque possibile verosimilmente la rimonta di Zio Mauro Maccarese, quindi questi sono i primi 3 punti nel 2016, davvero molto intricato della Bacci Immobiliare. Ponziani, Placido prova lui, la palla non esce di molto, sembrava comunque controllarla con lo sguardo battezzandola fuori,
Vada là, che seppur con 4 gol sul groppone ha giocato davvero un'ottima gara. Zorzi ci riprova. Stavolta il gioco non era fermo, la palla è alta di poco. Placido. Vuole partire da solo Placido, se ne va sulla sinistra. Corre ancora velocissimo Placido, guadagna un calcio d'angolo. Segnalazione di Grifi più vicino all'azione rispetto a Buzzi. È entrato anche Tordella. Si muove sul primo palo. Morizzi va dentro. Sempre sul secondo. E stavolta Trevisani è anticipato dall'intervento del numero 14, vale a dire Lorenzo Borraccesi, che rimane lì a far guardia. Non c'è nessuno però sul secondo palo per Ezio Mauro, che proprio lì ha sofferto molto. Battuta rasoterra. Fuori e arriva Colucci. Se la ride Morizzi, che torna nella propria metà campo per la mala coordinazione del compagno di squadra. Magionami rischia, la consegna all'altro 10. Morizzi da lontanissimo va da là, tiene la posizione, basta quello per bloccare questo pallone. Palla a destra, il cambio di gioco da quest'altra parte. Zorzi, la porta Zorzi, che dimostra buona condizione atletica, così come tutti i suoi compagni che si stanno comunque muovendo e articolando bene in campo. Bibi salta un uomo e fa partire un tiro, è del proposto, però deve solo raccogliere all'altezza del suo primo palo. Trevisani, Pezzo fa valere il fisico su Tordella. Morizzi la rigioca di testa, dove si allunga Colucci, che non può tenerla in campo, rimessa laterale. Zorzi si gira e se ne va Zorzi, la lascia lì a Bibi, rientra e tira col destro. È una buona idea quella di Bibi. E i tiri dalla distanza che sono stati chiesti a gran voce sia da Paradiso che Marchetti vengono esauditi forse troppo vicini al triplice fischio, e tante volte quando non riesci a trovare sbocchi nell'altra metà campo, soprattutto data la composizione molto recente della squadra di Ezio Mauro, questa poteva essere una soluzione. E la palla era uscita. 3 al termine. Magionami a destra, si prosegue. Qui vicino abbiamo gesti di disappunto sull'approvazione sull'assegnazione del recupero. Bibi prova, sbatte addosso a Morizzi. Placido, probabilmente dato il punteggio acquisito da parte della Bacci Immobiliare, è vero che forse c'erano state varie interruzioni durante questo secondo tempo. Al massimo un minuto o 2 potevano essere assegnati nella circostanza. Qui serve il nostro occhio per benedire il pallone che ci sfiora. Zorzi va da Miccichè, Zorzi Miccichè, provano a chiudere un 1-2, poi Zorzi da fuori, fallo, calcio di punizione per la Bacci Immobiliare. Diciamo a buon senso 1 o 2 minuti di recupero sarebbero stati abbastanza, dato anche il punteggio già acquisito dalla Bacci Immobiliare, ma il gioco è stato comunque fermo in questo secondo tempo, data la voglia anche di Ezio Mauro di segnare il gol della bandiera, forse possono starci 3 minuti. Morizzi, doppio passo di Morizzi, Zorzi, e la porta via Zorzi ancora dentro fino in fondo, fino all'uscita di Del Proposto, fino all'incontro di Trevisani con il palo di sostegno. Temiamo si sia fatto male il palo. Soluzione corta di Ezio Mauro, palla fuori a Capitan Pezzo, che rientra dando a Bibi le sue finte. Bibi prova a liberarsi, poi Pezzo dal limite la lascia però colpevolmente lì, quindi Colucci in contropiede. È solo Placido che deve allungarsi per arrivare, ma va là. Sullo stop sbagliato di Placido va ad uscire bene. Allora Morizzi, Placido, la recupera Bibi,
Stoppa malissimo con la suola Zorzi. Primo errore di deconcentrazione del numero 9. Ci sta pochissimo dal termine. Ponziani. Lungo dentro Morezzi. Vola Vadalà. E si prende i complimenti di compagni ed avversari, non tanto per questo intervento, ma per tutta la gara effettuata oggi da questo estremo difensore. Sicuramente degnissimo sostituto di quello che ha abbandonato i colori di zio Mauro Maccarese qualche settimana fa, vale a dire Luciano Molon. Zorzi. Va Zorzi, vuole andare da solo, ma la Bacci l'attende lì, quindi sotto la nostra postazione Colucci, che converge, è destro e deve cedere a Placido. Le sue finte, poi il sinistro deviato, calcio d'angolo per la Bacci. Tempo scaduto qui al Ciriaci, ci sarà forse solo tempo per questo corner. Battuto ancora arcuato dentro, il colpo di testa di Colucci. Quando arriva il triplice, fischio del direttore di gara, la Bacci Immobiliare batte 4-0. Zio Mauro Maccarese, punteggio forse severo per quanto visto in campo, ma 3 punti fondamentali per la rincorsa playoff dei ragazzi di Dupacchè.